Buonasera a tutti, cominciamo con l'appello. Buonasera, Presidente Longo Diego. Presente. Sindaco Paolon Gloria. Presente. Consigliere Esperti Lidia. Presente. Consigliere Coppe Denis. Consigliere Stramare Stefano. Consigliere Ballestrin Mattia. Consigliere Montagnier Dionigi. Consigliere Stramare Lucia. Consigliere Ragazzi Alessandro. Consigliere Compagnin Daniele. Presente. Consigliere Baldotto Deborah. Intanto diamo il benvenuto alla nuova segretario Lilli Tremonti, benvenuta, e cominciamo col primo punto: approvazione della convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto. Se ne parla il sindaco Gloria Paolon. Sì, allora si tratta del rinnovo di una convenzione tra diversi comuni con il comune di Ponzano Veneto, che è sede della struttura che ospita appunto il canile di proprietà dell'ULSS 2, ma in territorio appunto del comune di Ponzano Veneto, che è il canile a cui poi fanno riferimento tutti i nostri comuni per il servizio di recupero cani randagi e poi di ospitalità degli stessi. La gara è stata fatta una gara per 3 anni più 3 per un appalto di 140.000 euro dovrebbero essere, che è stata vinta dall'ENPA, che è lo stesso ente che ha gestito in precedenza la struttura. L'impegno dei comuni è quello di farsi carico della quota pro capite, tra virgolette, cioè pro cane, nel senso in caso di recupero di un cane in territorio, il comune sostiene una quota di 2,85 euro al giorno per il mantenimento di questo cane fin tanto che il cane permane nella struttura. E trattandosi appunto di un impegno economico pluriennale, va fatto un passaggio in consiglio e poi domani, se viene approvata la convenzione, domani andrò a firmare la stessa. Ci sono domande? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Passiamo anche all'immediata esecuzione. Favorevoli? Ok, unanimità. Passiamo al secondo punto del giorno: approvazione aliquota IMU anno 2025 e rettifica dell'approvazione del nuovo prospetto. Allora, qui non si tratta di una variazione dell'aliquota IMU, come a qualcuno potrebbe sembrare, semplicemente con l'approvazione del bilancio, con la delibera del Consiglio Comunale del 26 novembre 2024, che era una delibera propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione triennale per l'anno 2025, c'è stato un mero errore di trascrizione delle aliquote per le categorie catastali A1, A8 e A9, che sono abitazioni principali, e anche dell'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale, quindi incluso i D10. Sostanzialmente è stato scritto, e non ci siamo accorti, diciamo, della svista, che lo 0,005% come aliquota IMU invece dello 0,5%. Mentre per gli fabbricati rurali ad uso strumentale è stato scritto 0,001% anziché 0,1%, quindi prendiamo atto di questo errore di trascrizione, lo correggiamo e approviamo il nuovo prospetto. Tutto qua. Ci sono domande in merito? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno: deliberazione di giunta comunale numero 32 del 29 maggio 2025 ad oggetto variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'articolo 42,4
del decreto legge 267 del 2000, ratifica. Passo la parola a Gloria. Sì, una ratifica di una deliberazione, di una variazione al bilancio di previsione fatta in giunta appunto il 29 maggio, scusate. Sapete che entro 2 mesi dalla giunta poi va portata la ratifica in consiglio. Chiaramente nell'operatività quotidiana capita spesso di dover apportare delle modifiche perché servono qualche migliaio di euro in più di qua, qualche migliaio di euro in meno di là, è difficile attenersi sempre alle previsioni iniziali. Vi elenco le voci principali di spesa che abbiamo modificato. 1.010 euro per degli abbonamenti a banche dati e pubblicazioni online per la formazione dei dipendenti, un adeguamento servizio mensa ai personale dipendente, che è stato tra l'altro una normativa questa, quindi un adeguamento sostanzialmente di buoni pasto ai dipendenti per 1.500 euro. Compensi al concessionario la riscossione, quindi Abaco 5.000 euro, spese ordinarie per riparazione impianti e macchinari del patrimonio dell'ente 5.000 euro. Abbiamo fatto una proroga per una somministrazione di lavoro a tempo determinato, che adesso dal mese di luglio questa persona è stata trasformata a tempo, diciamo, è stata assunta, non è più a tempo determinato, è stata trasformata a tempo indeterminato. Siamo felici di questo. Comunque abbiamo, per arrivare fino a fine giugno, abbiamo aggiunto 3.700 euro. Formazione per il servizio demografico, la nuova dipendente Michela Turra 5.000 euro. Servizio ristorazione per il centro estivo 4.700 euro. Abbiamo convenuto la registrazione di una puntata di una trasmissione TV, si chiama La Racola, racconti di montagna e tradizione, che verrà girata adesso nei mesi estivi, prima della fine dell'estate, per la promozione diciamo del turismo estivo della montagna per Segusino Valdobbiadene, 4.880 euro. Appalto di servizio per l'ufficio tecnico per il triennio 25-27, 4.821 euro. Incarico allacciamento fognature ostello 1.000 euro, quindi insomma niente di particolarmente importante. Poi cos'altro c'è qua? Sì, poi abbiamo applicato dell'avanzo vincolato per adeguamento al sistema di videosorveglianza. Sì, qui è un capitolo complesso, perché poi al fine dell'acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sono 42.000 euro, acquisto licenze Microsoft Office 4.000 euro, poi e altre, avanzo di amministrazione, parte destinata agli investimenti, abbiamo applicato 476.000 euro per lavori di efficientamento energetico palestra, quindi la parte eccedente al 1 milione di euro di contributo che abbiamo preso regionale. Lavori di manutenzione straordinaria ecocentro 10.000 e poi sostituzione furgoni in dotazione al servizio manutentivo dell'ente 16.000 euro, abbiamo sostituito il doblò. Altre cose non ce ne sono. Se ci sono domande? Domande? A posto, mettiamo il voto. Mettiamo al voto. Favorevoli? Unanimità. Passiamo alla quarta numero dell'ordine del giorno, l'articolo 175 e 193 del decreto legge 18.8/2000, numero 260, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Ce ne parla il segretario Tremonti. Grazie. Grazie Presidente. Allora, è una proposta di delibera legata ad un adempimento che prevede il testo unico degli enti locali. La norma che è citata, sia 175 sia 193, prevede che entro il 31 luglio l'ente verifichi appunto che permangono gli equilibri di bilancio.
la mancata ottemperanza a questo adempimento è sanzionata con lo scioglimento del Consiglio Comunale, quindi il termine del 31 luglio è un termine perentorio. Legata appunto alla verifica della salvaguardia c'è una variazione di assestamento generale, perché se si verifica che effettivamente questo equilibrio non c'è, è necessario apportare delle variazioni di assestamento al bilancio, quindi questa è un po' la ratio di questa proposta di delibera. Abbiamo appunto quindi sì, niente di rilevante a questo profilo, il bilancio è un bilancio sano e quindi non ci sono criticità da segnalare. Ecco questo. Ci sono domande? No. Passiamo a messa ai voti. Favorevoli? Unanimità. Passiamo al quinto punto del giorno, è l'ultimo, documento unico di programmazione DUP 2026-2028, approvazione. Parla il sindaco Gloria. Il DUP, che spesso portiamo in consiglio, è già ora sostanzialmente di approvare il DUP 2026, perché qua i mesi volano veloci. Sapete, perché ormai abbiamo visto e rivisto, che il DUP è il documento unico di programmazione che include tutto quello che l'ente, non solo l'aspetto economico, ma un po' tutti gli obiettivi, i progetti, i programmi che riguardano tutti gli ambiti, quindi sia economico che lavori pubblici, ma anche tutto quello che riguarda i servizi, anche le assunzioni, veramente tutto quello che l'interità, diciamo, la totalità dell'ente. Diciamo che la legge, la norma prevede che entro il 31 luglio la Giunta presenti al Consiglio questo documento, viene approvato, ma poi l'approvazione finale, diciamo, l'aggiornamento definitivo avverrà in sede di bilancio di previsione 2026-2028, quindi con la solita scadenza di dicembre 2025. Quindi per il momento la nostra proposta è di approvare questo, e poi se ci saranno modifiche o integrazioni le porteremo a dicembre in occasione dell'approvazione del bilancio. Ci sono domande? L'avete letto? Ok, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Abbiamo concluso. Chiudiamo qui da Consiglio. Grazie a tutti e alla prossima.